Il 7 agosto 2011, nella Baia delle Sirene a Giallonardo, territorio di Real Monte, si è tenuta la prima caccia al tesoro Semu Ricchi e un Nusape Nuddo, organizzata e ideata da Sergio Galvano di I Love Agrigento con Omar Bolognesi di Generazione No Stop e Marcello Mira di Visita Agrigento. Tutto è iniziato su Facebook con il gioco itinerante per la valorizzazione dei monumenti storici della zona, per poi concludersi con una meravigliosa giornata al mare. 11 squadre, formate da 4 partecipanti ognuna, si sono sfidate in spiaggia per contendersi il primo premio che consisteva in un viaggio a Pantelleria. E dopo il peso delle angurie e la guerra dei gavettoni arriva il falso grasso. Ah ragazzi, indossati, non imbragati così. Ok, quindi indossati, indossati per bene. Let's kick it. E attenzione, continua. Abbiamo ancora un po' di secondi, vero? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Fermi! Ed ora Limbo Time! Anche un zappatore per via dei suoi piedi. Vabbè, facciamo finta di niente essendo che ha inventato. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Abbarca, figlia! E si continua con la guerra d'acqua e l'anguria party. Masticate. Ecco, per amplificare cosa stanno facendo loro. Intanto, ok, più o meno funziona così, perché da lontano non lo sentite. Tira e allenta e un sacco d'uova.
E la giornata è continuata con la liberazione di alcuni esemplari di tartarughe caretta caretta e conclusa con Miss Semoricchio non sapenuddo e Miss Baia delle Sirene, con la straordinaria presenza di Loredana Messana, nota Miss e organizzatrice di eventi. Altra ragazza, come ti chiami? Chiara, Allora, Chiara, tu invece vieni da... Sicuriana, Quanti anni hai? 16, Vuoi dire qualche altra cosa? ma anche no. Ma anche no. Prego, passerella! Tu invece vieni da... Sicuriana, e studi? alla Non lo sa, vabbè. Cosa fai nella vita? Almeno studio, Ah, studi, quindi studi che cosa? Ci andiamo da un altro verso. vado alla ragioneria a scuola, Ah, ok, ci vai tutti i giorni oppure... tutti i giorni. Sai fare la firma dei genitori in modo che puoi firmare... Non le faccio queste cose. Ah, sono le tue amiche che sanno fare la firma dei genitori, quindi va bene. Prego, passerella! La prossima passerella tu me la fai più seria. Seria, ok? Tu fai la passerella bella seria, arrabbiata. Fai finta di guardare quello là di fronte. No, quello brutto, quello bello. No, quello bello, quello brutto. Insomma, ne guardi uno, un po' più seria, così ti metti con l'occhio languido, affascinante, va bene. Come ti chiami? Progetto, Vieni da... Sicuriana, No? Vuoi fare la passerella? Cosa studi tu invece? vado allo scientifico. E sai fare la firma dell'amica... No, allo scientifico è un'altra scuola, quindi non... Cosa studi allo scientifico solitamente? Grazie. Passerella. Giorgia, come... Giorgia? Sì, Di cognome me lo dici, non l'ho chiesto a nessuno. Manzella, E vieni da... Sicuriana, Vabbè, scusa. Vai a scuola con loro. no, a settembre devo frequentare il liceo classico Embedocle. Uno solitamente chiede cosa vogliono fare da grandi, magari, anche perché una volta il figlio di un amico mio che era piccolo così ha fatto la passerella con tutti gli altri bambini, tutti cosa vuoi fare l'astronauta, cosa vuoi fare il pilota di auto, cosa vuoi fare il dottore, e lui poi gli ha detto il prete. Tutta la gente è rimasta, e il papà che faceva zitto, allora risponde bene, papà ho fatto una battuta, era piccolo così e ha detto che aveva fatto una battuta, e vabbè. E questa è stata la prima caccia al tesoro su Facebook e in spiaggia di Semoricchi e un sapenuddo. Alla prossima edizione!